zona gialla dal 26 aprile, via libera alle attività purché all'aperto, anche i ristoranti e spettacoli, scuole in presenza per tutti, palestre solo da giugno. Vaccini, nei prossimi giorni il Veneto presenterà il calendario con la proiezione delle somministrazioni per tutti i veneti. Intanto emerge che il 5% degli over 80 non vuole immunizzarsi. Il caso OMS, secondo il giornale, vi furono pressioni anche per togliere dal rapporto Zambon frasi che elogiavano l'operato di Zaia nella prima fase dell'emergenza. Il governatore fatto inquietante. Tragico schianto lungo la 4 a Cessalto, 47enne di Mira muore nella sua auto completamente schiacciata tra due camion, traffico in tilt per tutto il pomeriggio. Ha abusato di una ragazzina disabile, si è filmato, arrestato dalla polizia postale un operatore socio-sanitario del Veronese. Intossicati alla media Vivaldi di Padova, l'uno confessa ad un professore di aver spruzzato spray al peperoncino nel bagno della scuola. All'insegna della speranza, l'inaugurazione dell'anno 799 dell'Università di Padova, il rettore agli ultimi mesi del suo mandato traccia un bilancio dei suoi anni di lavoro con uno sguardo verso il futuro. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque nel pomeriggio, nella conferenza stampa convocata dal Premier Draghi, l'annuncio delle anticipazioni per le riaperture dal 26 di aprile. Torna la fascia gialla che prevederà appunto delle ripartenze graduali con prevalente saranno le attività all'aperto, compresa la ristorazione. Si anticipano al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla, introducono un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza alle attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto, a pranzo e a cena, e alle scuole. Le scuole aprono. Tutte le scuole, come si dice, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione. Sono le 15:40 quando il Premier Mario Draghi in conferenza stampa conferma le indiscrezioni che circolavano in tarda mattinata al termine della cabina di regia del governo. Il 26 aprile è la data delle prime riaperture con il ritorno della fascia gialla nelle regioni i cui dati epidemiologici saranno buoni. Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio ragionato però, un rischio fondato sui dati. I dati in miglioramento parlano di un R-Conti a 0,85 e di un'incidenza di 182, situazione legata, spiega il ministro Speranza, alle misure adottate e alla campagna vaccinale. A chi teme che si possa tornare indietro, a nuove chiusure, il Premier Draghi risponde facendo appello ai giusti comportamenti perché questi, sottolinea, saranno fondamentali insieme alle vaccinazioni che andranno avanti senza problemi. La probabilità che si debba tornare indietro è molto piccola, molto bassa. Il principio faro a cui guarda l'esecutivo in questa prima ripartenza è quello della gradualità che passa attraverso le attività all'aperto, dove, spiega Speranza, le possibilità di contagio sono inferiori rispetto ai luoghi chiusi. Questo principio proveremo ad applicarlo sicuramente sull'ambito della ristorazione, ma non solo nell'ambito della ristorazione, e ci accompagnerà in questa fase di transizione. L'idea che abbiamo è che dal 15 di maggio possano riaprire le piscine all'aperto. Altre idee che dal 1 di giugno si possano riattivare alcune attività connesse alle palestre. Ancora dal 1 di luglio possiamo immaginare attività di natura fieristica. Dal 26 aprile riaperti anche teatri, cinema e gli spettacoli, consentiti però solo all'aperto. Gli spostamenti che saranno concessi tra regioni, che saranno consentiti tra regioni gialle e poi con un pass, un certificato tra regioni di colore diverso. Un modello prudenziale dunque che mantiene il principio delle fasce, così come resta ancora in vigore al momento il coprifuoco alle 22. Ottima la decisione di Draghi e l'attenzione alla gradualità dettata dal buon senso. È il commento a caldo del presidente Zaia, che spinge perché ora l'arma del vaccino sia pienamente operativa con le dosi. Noi siamo un esercito senza munizioni, o meglio, ne abbiamo poche.
Le munizioni a cui fa riferimento il presidente Zaia altro non sono che le dosi di vaccino indispensabili per far girare al massimo i motori della macchina vaccinale. Al momento il 90% degli over 80 ha ricevuto almeno la prima dose. In questo fine settimana si punta a completare il target con una consapevolezza. Il 5% degli over 80 non si vuole vaccinare. Dato che corrisponde a 18.000 over 80 su un totale di 358.540, numero che emerge dopo l'intensa attività di porta a porta fatta da aziende sanitarie e medici di base e sindaci tra gli ultraottantenni, un'ultima chiamata insomma in vista del Vax Day del fine settimana. Si proseguirà poi con le successive fasce d'età. Stiamo andando avanti anche con i 70-79 che ormai sono a fine giornata sono il 60% vaccinati, 60% prima dose. Apriremo i 60-69, mi permetto di dire anche più velocemente di quello che potete pensare, e poi scendiamo ai 50-59, 40-49 fino ai 16-19. E il presidente Zaia ha annunciato per la settimana prossima la presentazione del calendario delle vaccinazioni per la restante popolazione veneta. La prossima settimana vi darò il famoso tabellone a colori dove ognuno in base all'età sa quando, comunque in teoria, su una previsione che faccia noi in base a uno standard di forniture, dovremmo iniziare a vaccinarci. In settimana vi daremo già, come si può dire, il mese nel quale dovrebbe iniziare la chiamata. Contiamo, se non ce la facciamo la prossima settimana, il massimo inizio dell'altra, annunciare anche date più precise. Ci vogliono vaccini, ma soprattutto il mio appello è affinché i vaccini ci debbono essere, ma ci sia quantomeno una programmazione da qua ai prossimi mesi di certezza sugli arrivi. Per quanto riguarda invece la ripartenza da fine mese, saranno riaperture graduali. Dobbiamo iniziare una fase di convivenza con obiettività e buon senso, quindi un'apertura graduale partendo dalla riaperta. Attenzione che non è un liberi tutti, attenzione che non è un liberi tutti, attenzione che il rischio è sempre dietro all'angolo. Riaperture graduali, ha parlato il presidente Zaia, e sono quelle che sono state presentate dal premier Draghi e dal ministro Speranza, e alla luce proprio di quelle che sono state le novità date in conferenza stampa dal governo, arrivano reazioni contrastanti dalle attività. Bene per i ristoratori, male, malissimo per i titolari di palestre e piscine. È una buona notizia, certo, perché va nell'ottica della ripartenza, ma è soprattutto una buona notizia perché nei limiti del possibile è stata data con il massimo anticipo. Stavolta almeno si può programmare la ripartenza, dice il presidente dell'Ascom Trevigiana, guardando alle linee presentate dal premier Draghi. Nelle sue parole un mix di cautela e soddisfazione per le riaperture anticipate il 26 aprile. Del resto nella Marca sono 4.000 le imprese del terziario a rischio chiusura nel 2021 e il fattore tempo è diventato determinante. Ogni giorno, così come dal punto di vista sanitario dà la possibilità, grazie ai vaccini, di salvare delle vite, così ogni singolo giorno in cui si anticipano le aperture e si danno i sostegni dà la possibilità di salvare dei posti di lavoro. Anche per questo sarà cruciale la collaborazione con gli enti locali, soprattutto sul fronte dei plateatici, dice l'Ascom, e immediata è arrivata la rassicurazione di Casugana per procedure semplificate. L'umore è nero invece tra i titolari di piscine e palestre che potranno riaprire il 1 giugno una doccia gelata. Noi eravamo veramente tutti pronti per maggio e quindi in qualche maniera abbiamo tirato avanti sperando di poter cominciare, ma adesso aprile a giugno per noi vuol dire farci morire, perché comunque giugno è l'estate, la gente non viene più in palestra e per noi vuol dire iniziare a lavorare a gennaio 2022 e sono 20 mesi. La violenza vera e propria ce la fa il governo, altro che noi, sono loro che stanno la violenza a noi. E adesso l'indagine della Procura di Bergamo su l'OMS e il caso Zambon. Secondo il giornale vi furono pressioni anche per togliere dal rapporto frasi che elogiavano l'operato del Veneto nella prima fase dell'emergenza. Zaia si faccia chiarezza, dice, sia ad una commissione parlamentare d'inchiesta. Dico che è inquietante.
Ma non perché ci sono di mezzo io, ma figuratevi, perché stiamo parlando di un virus, di una pandemia, di morti. Tu non è che puoi andare in sala operatoria e scoprire che mentre ti operano litigano tra di loro. I retroscena inquietanti in un'inchiesta lungi dall'essere conclusa. Non solo il report dell'ex ricercatore dell'OMS di Venezia Francesco Zambon, fatto sparire perché criticava la gestione della prima fase dell'emergenza in Italia e il mancato aggiornamento del piano pandemico. Ora, secondo il giornale, le indagini farebbero emergere pure la decisione del team di Ranieri Guerra, il numero 2 dell'OMS, sotto accusa per falsa testimonianza, di cancellare alcune frasi del rapporto che apprezzavano il lavoro del Veneto rispetto a quello del governo e che sarebbero state politicamente fastidiose per Roma. Io resto allibito perché siamo davanti a un'infezione, a un ente, diciamo che dovrebbe essere un ente regolatore che ad ombrello dà le regole, è il nostro riferimento come l'ONU, no? È l'ONU della sanità, l'OMS. Io il dottor Zambon l'ho conosciuto dopo il Covid, non sapevo neanche nulla del dottor Zambon, questo deve essere chiaro. Non vorrei mai che fosse penalizzato perché è un veneto. Un vietato elogiare Zaia e la prima gestione dell'emergenza in Veneto che, secondo il gruppo parlamentare della Lega, deve essere approfondito da una commissione parlamentare d'inchiesta. Sì, perché allora il cittadino di cosa ha diritto? Chiarezza. E penso che la verità sia fondamentale. È innegabile che noi ci siamo dati da fare, come molti altri colleghi. Se poi noi abbiamo avuto qualche intuizione in più o un po' di culo in più, lasciatemelo dire, perché poi ci vuole anche la fortuna con il Covid. Anch'io ho letto in questi mesi di questo dibattito, quando ho visto qual era l'oggetto del dibattito, allora ho capito tante robe. E Zaia stesso ricorda il clima teso di quel periodo. Io sono stato criticato perché durante il Covid ho criticato l'OMS, no? Vi ricordate quando dicevo a marzo, ma scusate, ma non hanno niente da dire? Ma scusate, ma le indicazioni da chi le dobbiamo avere? Cosa mi hanno detto i media? Non voi, vi ricordate gli esperti? Zaia trova scuse. Beh, scuse. A cose chiuse. Se sarà confermata tutta questa vicenda, penso che in OMS forse una bella ristrutturazione ci voglia. Parole che fanno eco a quelle di Francesco Zambon nella nostra intervista mandata in onda in questi giorni su Antena 3. L'OMS deve interrogarsi. Allora quali sono le dinamiche che governano l'organizzazione? Certamente non quelle dell'indipendenza e della trasparenza. Torniamo a parlare di vaccinazioni perché nel Padovano, a Bosco, piccola frazione del comune di Rubano, c'è una barista che si è messa al servizio dei clienti più anziani aiutandoli nella prenotazione telematica proprio del vaccino anti-Covid. Due signore che abitano qua vicino non riuscivano a prenotarsi, abbiamo fatto noi la prenotazione tramite computer, insomma, ci eravamo qui in sede, c'è un unity di stampante, stampiamo anche la prenotazione e insomma vanno via abbastanza felici e contenti. Il bar aperto solo per l'asporto, pochi clienti e lavoro dimezzato. Simonetta, titolare del caffè La Plus a Bosco di Rubano, ha deciso di mettersi a servizio degli avventori più anziani e aiutarli nella prenotazione online delle vaccinazioni anti-Covid. Un'idea nata per caso insieme al marito. L'abbiamo fatto per tutti i nostri parenti, per chi doveva fare la prenotazione e poi un paio di clienti, particolarmente anziani, mi hanno chiesto se potevo aiutarle. L'ho fatto, mi è venuto abbastanza veloce, ho detto perché non applicarlo a tutti, a chi me lo chiede, insomma, tanto basta vengano col codice fiscale, un numero di cellulare, 2 minuti la prenotazione se c'è posto è fatta. E così dai parenti sono passati anche ai clienti over 75 che magari non sono molto tecnologici o non hanno un familiare in grado di aiutarli. Dietro al bancone Simonetta al computer, sempre pronto e con poche mosse, ormai collaudate, effettua la prenotazione, basta il codice fiscale e il numero di telefono. La signora mi ha detto, allora mi ha lasciato il cellulare, l'ho fatta io qui, gli ho mandato la prenotazione, mi ha detto che poi si è messa a piangere perché era abbastanza felice insomma di questa cosa, non riuscendo a farla da sola. Le giornate al bar così passano con la speranza di poter aprire presto, almeno con un plateatico. Ecco, le domande sul vaccino, che tipo di vaccino, ma cosa mi faranno? È che non siamo medici, quindi a questo non possiamo proprio rispondere, sono quelle domande un po' particolari, hanno paura, quindi chiedono, fanno, però sono cose che tecnicamente io non posso dire. I vaccini sono uno strumento essenziale per tornare quanto prima alla normalità e Simonetta su questo non ha dubbi e attende fiduciosa il suo turno. Lo farei più che volentieri, siamo tutti stanchi.
Passiamo adesso alla cronaca, partiamo con la tragedia che si è consumata in A4 all'altezza di Cessalto, un tamponamento tra due camion, in mezzo finisce un'auto stritolata, nulla da fare per l'automobilista. È tristemente conosciuto come il tratto maledetto, ennesima tragedia della strada in A4, alle 13:30 un boato, due camion si tamponano, in mezzo finisce una macchina. Il gravissimo incidente si è verificato tra i caselli di Cessalto e San Stino di Livenza in direzione est, verso Trieste. Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori, l'auto completamente schiacciata tra due mezzi pesanti. All'interno l'automobilista, un 47enne di Mira. I vigili del fuoco devono lavorare a lungo per riuscire ad estrarre il corpo dell'uomo. Per lui purtroppo non c'è più nulla da fare. Ferito uno dei due camionisti che è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale di Oderzo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono stati i pompieri arrivati da San Donà, Motta di Livenza e da Mestre con l'autogru ad estrarre la vettura finita schiacciata sotto il camion. Sull'asfalto ancora una volta le lamiere contorte, nell'auto i ricordi di una vita, l'ennesima spezzata lungo questa autostrada. Gli uomini del SUEM nulla possono fare per l'automobilista morto sul colpo. La dinamica di questa tragedia è al vaglio della polizia autostradale. Lungo la A4 immediatamente il traffico rimane paralizzato, la circolazione in direzione est viene interrotta per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre alla polstrada, anche il personale di Autovie Venete. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore. Il lungo serpentone di camion e auto che intanto ha formato chilometri di coda ha iniziato a muoversi solo nel tardo pomeriggio, quando è stata aperta una corsia. Ha abusato di una ragazzina disabile e si è filmato. Arrestato un operatore sociosanitario del Veronese. Ha approfittato di lei, di una giovane paziente disabile ricoverata in una struttura della provincia di Verona. Ha abusato e si è filmato. I fatti risalgono al 2018. È stato arrestato un operatore sociosanitario di 55 anni. L'accusa per lui è detenzione di materiale pedopornografico e abusi ai danni di soggetti inermi a lui affidati per motivi di lavoro. La polizia postale è risalita all'uomo negli sviluppi dell'inchiesta sulla pedopornografia della Procura della Repubblica di Milano. Nel PC dell'operatore sociosanitario sono stati trovati oltre 1600 file con immagini di abusi a minori. Gli accertamenti sono partiti in seguito alla segnalazione del Centro Nazionale Americano per Bambini Scomparsi e Sfruttati, che a sua volta aveva ricevuto un alert da Google riguardo l'archiviazione di immagini pedopornografiche. Così sono scattate le indagini che hanno portato al 55enne. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal GIP Giuliana Franciosi su richiesta del PM Federica Ormanni. L'uomo non solo ha abusato della ragazzina in condizioni di inferiorità psichica e fisica, ma anche filmato l'atto, situazione che per il magistrato costituisce un evidente aggravante. Per questo reato procede il Tribunale dei Minori di Venezia. Ed è stato risolto il mistero dell'intossicazione alla scuola media Vivaldi di Padova. Un alunno si è confidato con i professori e ha ammesso di aver spruzzato dello spray al peperoncino. Alla fine ha confessato, ha ammesso di aver spruzzato dello spray al peperoncino nei bagni della scuola. Svelata la causa dell'intossicazione degli alunni di una classe seconda della scuola media Vivaldi di Padova. Un alunno di una classe diversa lunedì mattina ha portato con sé una bomboletta di spray urticante e l'ha utilizzata nel bagno del plesso scolastico. Le finestre aperte, secondo le disposizioni anti-Covid, hanno favorito la diffusione del fortissimo odore acre che in pochi minuti ha invaso l'aula magna dove il gruppo di alunni stava svolgendo la lezione. 8 intossicati con bruciore a gola e occhi e nausea. I professori, su suggerimento della preside, hanno subito avviato un dialogo con tutti gli studenti, spiegando la gravità del gesto che aveva fatto mobilitare ambulanze impegnate nell'emergenza sanitaria, carabinieri e tecnici comunali, e così alla fine il responsabile è uscito allo scoperto. Ora la dirigente scolastica ha convocato un consiglio di istituto per ascoltare l'alunno e i suoi genitori. Il ragazzo rischia un provvedimento di sospensione superiore ai 15 giorni. La preside però spiega che la punizione sarà accompagnata da un percorso di sostegno. Noi come scuola organizzeremo vari momenti in cui il ragazzino potrà essere presente a scuola per qualche ora
Noi proporremo questo alla famiglia, chiaramente questa è una proposta della scuola, supportati anche da associazioni presenti sul territorio. Nel frattempo la classe coinvolta resta in isolamento, visto che durante i controlli in ospedale sono stati effettuati anche i tamponi e un alunno è risultato positivo. Gli screening successivi hanno fatto emergere altri 2 casi di positività al Covid. Giornata di test programmato per il Mose emanato dalla Guardia Costiera, il divieto di navigazione per tutta la durata delle prove. Il Mose è stato attivato per un test programmato, barriere sollevate in tutte le bocche di porto e l'avanzamento delle operazioni era visibile sulla home page del commissario straordinario. La modalità di comunicazione online prevede che ogni fase sia annunciata attraverso un sistema semaforico. Il verde indica nessuna attività, l'arancione la possibilità di un sollevamento delle barriere 9 ore prima dell'evento, precisando anche il countdown, il giorno, l'ora e il tempo rimanente al sollevamento. Il rosso lampeggiante indica l'inizio del sollevamento, mentre il rosso fisso le barriere sollevate. Le operazioni sono iniziate alle 9 e terminate alle 13 circa, tranne al Lido Tre Porti dove sono proseguite fino alle 16. Per tutta la durata del test, in prossimità delle bocche, è stata vietata la navigazione. Si tratta di un sistema di routine per verificare lo stato di conservazione delle parasoie e in questo caso con tanto di ispezione da parte dei sub della Guardia di Finanza incaricati di analizzare il deterioramento delle strutture sott'acqua. Il nuovo sistema di comunicazione è condiviso con il Comune di Venezia, il Consorzio Venezia Nuova, il Provveditorato alle Opere Pubbliche e la Capitaneria di Porto. L'ultima volta che si è sollevato per necessità è stato l'11 febbraio. In totale, tra l'autunno e l'inverno, il Mose è entrato in funzione 20 volte tra sollevamenti completi e parziali. All'insegna della speranza, l'inaugurazione dell'anno 799 dell'Università di Padova, il rettore Rosario Rizzuto agli ultimi mesi del suo mandato traccia un bilancio dei suoi anni di lavoro con uno sguardo rivolto al futuro. Un'università più giovane, un'università che ha superato la difficile navigazione della pandemia, riuscendo a non far perdere nessuna lezione ai suoi studenti, a farli laureare in tempo, forse addirittura un po' prima. In forma contingentata, ma con una cerimonia in presenza, il BO saluta il suo anno accademico numero 799, l'ultimo da magnifico rettore per Rosario Rizzuto, che fiero racconta il suo fiore all'occhiello tra le tante opere realizzate. La prima realizzazione di cui sono particolarmente orgoglioso sono non le grandi opere che giustamente ha citato, che cambieranno il volto dell'università, il volto in parte anche della città, ma sono più intangibili e sono le tante persone giovani che sono entrate all'università. Sono l'essenza, il grande capitale dell'università e noi abbiamo reclutato 800 persone nuove in questa università, in questi 5 anni e mezzo. Sono 800 i bravissimi che hanno trovato posto al BO per disegnare l'università del futuro che nei prossimi anni cambierà anche il volto della città. Una cerimonia scandita dagli indirizzi di saluto dalla Presidente del Senato Casellati al Presidente del Consiglio Mario Draghi, che tra gli altri ricorda Giuseppe Basso, l'angelo dei bambini malati di leucemia morto per Covid. Matricole in crescita al BO con il rettore che ricorda il vero insegnamento resta in presenza. I visi degli studenti che partecipavano a una lezione vera e la mia esperienza, emozione personale di guardarli in faccia ci ha detto che passerà la pandemia e torneremo all'unico modello di università che conosciamo, che è quella di un'interazione empatica di persone. L'ultimo pensiero agli 800 anni dell'università, con l'augurio che si parta con la pandemia finalmente alle spalle. Presentata a Cittadella la mostra di prossima apertura sulla produzione artistica di Michele Fanoli, messa in relazione con Antonio Canova.
Michele Fanoli, dalla Venezia di Canova alla Parigi della Maison Goupil. È questo il titolo della mostra che aprirà i battenti il 14 maggio per chiuderli il 19 agosto a Palazzo Pretorio di Cittadella. Non sono solo le celebrazioni per gli 800 anni della città e della cinta muraria ad aver dato lo spunto alla mostra, ma anche i 200 anni dalla morte di Antonio Canova. Grazie a Leopoldo Cicognara hanno questa grandiosa idea di racchiudere in 5 tavole tutte le opere di Antonio Canova, e Fanoli vuole vederle e ritrarle tutte dal vivo, e quindi andrà casa per casa dei nobili che possedevano le opere di Antonio Canova, andrà a Possagno proprio per disegnare singolarmente le 200 opere di Antonio Canova. Verrà esposto per la prima volta al pubblico l'autoritratto di Antonio Canova. Cosa abbiamo scoperto togliendo la tela dal telaio? Che nella pellicola sottostante l'autoritratto c'era un altro dipinto. La mostra Fanoli Canova, che poi vedrà legata a sé il restauro della chiesetta del Cristo Salvatore all'oratorio di Canave, il recupero del palazzo di Via Marconi che verrà adibito a sede museale, e naturalmente non ci possiamo dimenticare del Museo del Duomo che doveva aprire l'anno scorso ma aprirà a breve con la pala di Jacopo da Ponte, con la cenna di Emmaus. È il nostro Palazzo Pretorio, sede di mostre d'arte contemporanea. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Benvenuti al Meteo. Dopo una breve pausa anticiclonica riprende il balletto di perturbazioni che condizionerà il tempo sull'Italia. Sabato sarà ancora buono, domenica maggiore variabilità. Vediamo allora la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata del 17 aprile sarà tutto sommato asciutta, tanto sole ovunque, cielo poco nuvoloso. Dalle ore pomeridiane aumento delle nubi e non si esclude anche qualche locale e debole precipitazione verso sera a ridosso dei rilievi. Venti localmente tesi dai quadranti orientali. Uno sguardo alle temperature che saranno in aumento, minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 11 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento al mattino, sarà via via più nuvoloso ma in genere senza piogge associate. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo dappertutto, come vediamo anche in questo caso maggiori addensamenti a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime infine sui 16 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.